L'incertezza è notoriamente tra i peggiori nemici degli investimenti economici e in questo senso quella che l'Associazione Artigiani del Milanese ha definito la contorta e arzigogolata gestione del superbonus sta provocando un andamento da montagne russe della sua efficacia. Il 40-45% di crescita mensile registrato ad agosto in Veneto è infatti sceso al 20% in occasione del decreto antifrodi e dopo un nuovo picco a dicembre è crollato al 10% a gennaio per i dubbi sulla sua proroga. Anziché seguire un percorso lineare e di certezza, si è presa una strada che ha avuto un percorso ad ostacoli. Ci sono state infatti molte variazioni legislative intervenute in corso d'opera e svariate interpretazioni che hanno complicato la vita degli operatori e la pianificazione delle famiglie e delle imprese. Non è possibile gestire una partita così complessa come si è gestita fin qui. Sul banco degli imputati oggi c'è lo stop alla cessione illimitata dei crediti d'imposta, una scelta legata alla scoperta di numerose frodi che però provoca danni ad imprese e cittadini onesti. Vengono messi questi paletti che vanno a bloccare tutto quello che si era fatto di buono e anche tutto quello che si erano impegnati, anche le persone, i privati si erano esposti e adesso si vedono praticamente di nuovo a zero e non solo loro, anche le imprese come noi, le piccole imprese artigiane che vedevano una prospettiva per i lavori e invece in questo momento vedono già la fine di questo super bonus. Le proteste stanno comunque iniziando a fare breccia nel governo. Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole in quota 5 Stelle, ha annunciato che porterà la questione all'attenzione del governo per un decreto correttivo e un prolungamento della misura del superbonus 110% per le monofamiliari. C'è bisogno di sospendere assolutamente questa norma del decreto sostegni ter, perché proprio la cessione del credito, al di là di tutte della bontà della misura del super bonus, è quella che sta facendo girare di fatto tutto il mercato delle ristrutturazioni dell'edilizia e che impatta non solo sul super bonus ma su tutte le detrazioni.